Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la rassegna stampa, questo è il nostro appuntamento giornaliero dove leggiamo tutti i giornali, cerchiamo di dare un inizio informato alla vostra giornata. Grazie a tutti i combattenti del sabato per ascoltarci, chi vi parla è Matteo Desio. Cominciamo con le prime le prime pagine dei giornali con tanti temi come ad esempio avete visto l'incontro tra Putin, Zelensky e Trump. Dove sarà? Dove sarà l'incontro per il cessate il fuoco? E anche per quanto riguarda la striscia di Gaza, che rimane un tema portante di tutte le prime pagine dei giornali principali nazionali, con addirittura la prima pagina dell'Avvenire che ve la mostro subito, vi mostro subito con lo zoom la striscia: Israele è solo, quindi un Avvenire che si schiera dalla parte dello Stato israeliano, dall'ONU all'Europa, ai paesi arabi, netta opposizione ai piani di occupazione. Berlino stoppa l'export di armi, la contrarietà dell'esercito e della società civile israeliana, che ha protestato in piazza, avete visto, anche per paura delle ritorsioni di Hamas, che ha minacciato di uccidere gli ostaggi. Quindi ovviamente parenti e amici delle vittime sono scesi in piazza a protestare contro questo piano. Solo gli Stati Uniti continuano ad appoggiare Netanyahu, con addirittura il pezzo dell'inviato nello scavo a Gerusalemme. Leggiamo più avanti il pezzo, passiamo solo alle prime pagine. Mattarella no allo sfruttamento, a 69 anni, tragedia in miniera. Il presidente richiama al rispetto delle tutele. Anche questo è un grave problema, quello degli incidenti sul lavoro, che in Italia non smettono purtroppo di avvenire. Carcere, violenza ai ragazzi reclusi, torture e omissioni al Beccaria salgono a 42 gli indagati. Il Beccaria, il carcere giovanile, minorile milanese. Il progetto per lo Stretto, il ponte che divide, porta sviluppo o è dannoso, a seconda, diciamo, delle parti politiche. Ci sono anche report differenti. Guerra in Ucraina per il vertice con Trump. Putin rifiuta l'ipotesi Roma. Adesso sembra, le notizie più recenti danno l'Alaska come luogo certo per il possibile incontro. Petrolio e gas liquefatto, dazi ed energia, ecco le insidie per l'Unione Europea e l'Italia. Africa, Jeddah, a Ciulo, dove non c'è niente, c'è davvero tutto. Quindi problemi anche per quanto riguarda l'Africa, ma anche le ricchezze africane. E l'anniversario della bomba atomica, il 9 agosto di 80 anni fa, la seconda bomba atomica della storia, dopo quella lanciata 3 giorni prima su Hiroshima, cadeva su Nagasaki. Quindi parliamo anche di una giornata storica. E il mito fragile del merito, un editoriale di Vittorio Pellagra, dove ci racconta come il mito del merito in realtà forse non è tanto giustificato. Quindi parliamo anche di editoriali in questo sabato molto filosofici, e non sarà il solo di questa rassegna stampa, ma se volete chiamare o mandare messaggi potete chiamare verso le 9:30, 029294 722 per le chiamate qui in redazione, oppure per i messaggi su WhatsApp 340 670 9659. Continuiamo con invece il Corriere, il giornale di Milano, che racconta ovviamente il vertice fra Trump e Putin per il cessate il fuoco, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ma non solo, ci sono tante
questioni che ovviamente arrovellano il presidente degli Stati Uniti, come quello che dovrebbe fare in caso Israele non si possa poi fermare, ma vi è anche la minaccia di Hamas, e anche per questo le persone sono scese in piazza. Sicuramente avete visto nei vari servizi dei telegiornali le persone in piazza per protestare, e anche per cercare ovviamente di trovare una pace per i propri familiari o amici ostaggio dell'organizzazione terroristica palestinese. I dazi americani sul lingotto spingono la corsa all'oro, quindi un'altra uno degli effetti dei dazi e delle politiche economiche trumpiane. Si torna con un oro dominante. Un Donald che pensa al Nobel, secondo lo storico ucraino Irzast, scusate per la pronuncia, sicuramente l'avrò sbagliato, ma è un Donald che non può trattare quindi il Nobel e la pace come marketing. Quindi un Nobel per la pace che secondo lo storico ucraino sarebbe non veritiero nelle mani di Donald Trump per quanto riguarda quest'anno, nonostante gli impegni profusi per cercare di trovare una quadra nei vari conflitti, anche in ultimo il conflitto fra Thailandia e Cambogia, che utilizzando la politica aggressiva dei dazi è riuscito a porre fine a un conflitto tra i 2 paesi confinanti. E avete visto anche sicuramente nelle notizie del telegiornale il caso tra vittime e l'accusa dei PM, morti intossicati, allarme botulino, omicidio colposo. Un botulino che sembra essere ritornato in auge, ma succede nei posti in cui ovviamente l'igiene non è tenuta purtroppo in considerazione. 3 morti per botulino, gli episodi nel Cosentino e in Sardegna, in 2 posti bellissimi, quindi purtroppo. Luigi Di Sarno, 52 anni, aveva mangiato un panino con dei broccoli nei giorni scorsi, era morta per lo stesso motivo una 45enne. A Cagliari Roberta Pizzalis, 38 anni, vittima del guacamole, perché il botulino può purtroppo trovarsi in più alimenti e sostanze. Una parte delle toghe vuole sostituirsi ai politici, parla il ministro Ciriani. Dalla sinistra è un misto di cattiveria e frustrazione che genera il tentativo di rovesciare il governo per via giudiziaria. Parla il ministro Luca Ciriani: c'è una parte dei giudici continua che vuole sostituirsi alla politica. E ne avevam parlato più anche tra l'altro lo scorso sabato, le tematiche erano molto simili, quindi e succede anche negli Stati Uniti che purtroppo vediamo giudici che cercano di sostituirsi all'esecutivo votato democraticamente. Murgia la mamma: "Non capivo la sua famiglia queer". Quindi parliamo anche di un Corriere che vuole regalarci un'altra notizia sempre per quanto riguarda queste tematiche sociali, non molto vicine alla nostra visione, ma un altro degli editoriali filosofici di questo sabato, probabilmente il caldo e l'ombrellone può aiutare ad avere una lettura più attenta, ma anche meno infervorata per quanto riguarda le tematiche. Un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere: "Inevitabilmente la nostra attenzione di cittadini è catturata soprattutto dalla cronaca quotidiana. Siamo presi dal delitto o dell'incidente del giorno, ci occupiamo di quello che fa il governo o l'opposizione. In questo modo rischiamo però di non prestare molta attenzione al quadro generale entro il quale si svolge la vita del paese, di dimenticare, a meno di non venirne coinvolti personalmente, i gravi problemi italiani che si trascinano talora da decenni, che si riassumono in uno: il nostro è un paese in declino. Non è certo l'unico, perlomeno nell'Europa occidentale, ma alcune caratteristiche di questo declino italiano, a cominciare dal numero di anni da cui esso dura, praticamente dall'inizio del secolo, gli conferiscono un fortissimo tratto strutturale che in altri paesi non si riscontra. Cito alla rinfusa un debito pubblico ormai da sempre in crescita continua e inarrestabile, un'evasione fiscale sempre fortissima e indomabile e una perenne scarsità di investimenti
e un continuo e drammatico restringimento del settore industriale salari. I stipendi fermi da anni e dunque una continua perdita del potere di acquisto di gran parte della popolazione, nascita di nuove inquietanti rendite di posizione. Ancora, una qualità sempre più declinante dei servizi pubblici essenziali, ferrovie, rete stradali, acquedotti, ospedali, scuole, da anni sottofinanziate. E poi la continuazione a pagina 30, un editoriale, diciamo, di un giornalista del Corriere che forse si è svegliato ieri per scriverlo, dopo lunghi anni in cui non ha visto neanche il proprio giornale parlare di casi di cronaca, le vediamo proprio tra l'altro sullo stesso Corriere, quindi e anche i problemi purtroppo strutturali riguardano un'Italia in difficoltà, con tanti anche governi non di destra, ma giustamente l'editoriale è avvenuto casualmente in uno degli anni in cui è a destra il governo. Patenti, rivedrò le regole sui rinnovi. Altro caso di guida contromano in autostrada a 77 anni, Salvini, serve un intervento. Il ministro Matteo Salvini annuncia che rivedrà le regole sui rinnovi delle patenti. Stiamo ragionando, ha detto, su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età. Si è registrato un altro caso di guida contromano in autostrada. Negli ultimi giorni sono stati numerosi gli incidenti stradali, come quello grave sulla A1 che ha causato 3 morti. Quindi parliamo di un caso di cronaca gravissimo, anche da capire come poter permettere alle persone di poter avere una guida serena in autostrada e come permettere anche alle stesse di essere autosufficienti, scusate la ripetizione per quanto riguarda le auto, ma permettere una vita anche da soli senza aver bisogno di qualcun altro. Quello che avete visto, anche questo sicuramente perché è rimbalzato parecchio la scorsa sera e oggi purtroppo quello che è avvenuto a casa Fiorello. Un bottino da 300.000 €, il quinto furto a casa Fiorello, banda esperta. E purtroppo anche notizie per quanto riguarda l'abbandono di animali domestici. Applicare nuove pene, Diego il pitbull lasciato morire. Quindi persone che vogliono l'animale domestico probabilmente per probabilmente, motivi di status, e poi purtroppo non capiscono che si tratta di un essere vivente e non di un accessorio. Andando invece con possiamo vedere prima il giornale, poi dopo il Fatto. Il giornale che invece apre in prima pagina con il giallo di Putin a Roma, Trump sente Meloni per un incontro in Italia con lo zar, ma su di lui pende un mandato di arresto. L'incontro poi probabilmente si terrà in Alaska. L'emittente televisiva Fox News, vicina all'amministrazione degli Stati Uniti, rivela l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avvenire già alla fine della prossima settimana. Tra le opzioni considerate per ospitare il colloquio ci sarebbe anche Roma. Si parla persino di un contatto tra il tycoon e il premier Giorgia Meloni, disponibile a organizzare il summit. Tuttavia l'agenzia russa TASS ha escluso la possibilità che la capitale italiana possa ospitare il vertice. Quindi notizie anche interne, diciamo così, che già davano come impossibile l'incontro, l'organizzazione dell'incontro nella nostra capitale. E anche questa è una notizia importante: il dilemma di Gaza, il ruolo degli arabi che ripudiano Hamas. Un articolo di Augusto Minzolini. La problematica ovviamente di Israele e la striscia di Gaza è che è difficile pretendere che Israele possa rimanere con le mani in mano con un'organizzazione terroristica che lancia i missili sulla propria testa, ma l'altro grave problema che sembra poco discusso, se non su queste frequenze, è il ruolo degli arabi, ma che non ne ripudiano, ma neanche appoggiano
apertamente Hamas, perché non si schierano a favore della popolazione civile. Quindi bisogna capire anche, quando si parla di un riconoscimento di uno Stato palestinese, anche a chi affidare questa autorità. Ha il diritto Israele di formare uno Stato proprio vicino alla striscia di Gaza con dei propri rappresentanti vicini, oppure qual è l'altra opzione? Lasciare che gli abitanti della striscia di Gaza organizzino loro stessi uno Stato indipendente? Anche quello è una scelta e una via molto, molto complicata. Anche qui si parla, invece, ritornando in Italia, di Salvini e la possibile riforma per quanto riguarda le patenti e i rinnovi sugli anziani, con una attenzione alle regole che probabilmente cambieranno per quanto riguarda il rinnovo della patente, e che potrebbe diventare quindi più complicato per le persone di più tarda età. Ma anche un'altra importante notizia: la procura che non molla Sala e ricorderete l'inchiesta che ha sconvolto la città di Milano. Un debito di riconoscenza verso il sindaco Sala e il suo assessore sarebbe per la procura il movente che spinse il presidente della commissione Giuseppe Marinoni a ribaltare il suo parere sul progetto del Pirellino. Altra notizia e altra questione da tenere molto in considerazione, quello che ha fatto infuriare anche la campagna, la TikToker ospite in regione e Calenda caccia il consigliere, perché era un uomo di Calenda che ha permesso alla TikToker di entrare nella regione Campania. Mi piace che non si sia scritto neanche il nome della TikToker, giusto per dare l'importanza corretta al personaggio. E anche qui si parla del botulino. Cibo avariato in Calabria e Sardegna, intossicati dal botulino, 3 morti. Ecco come agisce la tossina killer. La tossina botulinica è un veleno paralizzante, il più potente e letale per l'uomo. Se si considera che un solo grammo di botulino è in grado di uccidere quasi 15.000 persone, e se ingerito anche in minime quantità sviluppa in poche ore il botulismo alimentare, una malattia grave poco conosciuta, piuttosto rara ma temuta dai medici. Come avete visto anche nelle notizie, per alcuni purtroppo è stata una morte molto rapida, e invece per altri l'agonia è stata lunga in ospedale, ma non c'è stata praticamente per ora salvezza. E l'editoriale invece sul giornale di Alessandro Sallusti, il Ciacalli, sul caso Al-Masri: sono pronto a scommettere, non c'è un solo italiano intellettualmente normodotato interessato al caso Al-Masri, il generale torturatore libico espulso di tutta fretta dall'Italia nel gennaio scorso. Le opposizioni supportate dalla magistratura hanno azzannato la questione come una iena azzanna la sua preda. I giornali avversi al governo stanno provando a trasformare, il fatto in una sorta di Watergate, lo scandalo del 1972 che in America fece cadere il presidente Nixon, in versione spaghetti western. Lo diciamo chiaro e forte: chi se ne frega del fetentone Al-Masri, o meglio, Giorgia Meloni non è il premier della Libia, non è il segretario dell'ONU, neppure Madre Teresa di Calcutta. È il primo ministro dell'Italia e come tale ha giurato sulla Costituzione di difenderne sicurezza e interessi. Per questo, coerentemente, ha fatto rispedire al mittente il più velocemente possibile un pacco che avrebbe potuto esplodere in mani italiane, sia del non pochi italiani che operano in Libia che di quelli, il terrorismo libico è sempre in allerta, in patria. Punto. Non c'è di più né nulla né di meno, e fa specie che ex presidente del Consiglio come Conte e Renzi, che ben conoscono i doveri di un capo, si divertono a girare il coltello nella piaga attaccandosi a cavigli degni non di statisti, ma di azzeccagarbugli. Passino i magistrati che non hanno alcun senso del bene superiore, dai quali non ci si può aspettare nulla di buono, nulla che vada oltre il loro triste, modesto e spesso disonesto orizzonte culturale. Passino i loro gazzettieri sprovvisti di qualsiasi senso della realtà e che rispetto ai problemi di cui parlano non hanno alcuna responsabilità.
E quando la lotta politica diventa un attacco alla sicurezza nazionale, vuole dire che si sono persi i basilari della democrazia. E con questo editoriale molto polemico ma interessante di Sallusti, di Alessandro Sallusti, possiamo andare in pausa. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce, il bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati, prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. No, oh mare nero, mare nero, no, 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 no. Il sole quando sorge piano poi la luce si diffonde tutto intorno a noi.
fantasmi della notte, sono alberi e ci spugliano le fiore, sono gli occhi di una donna ancora pieni d'amore. La 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 la. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Benvenuti, bentornati, questa è la rassegna stampa. Chi vi parla è sempre Matteo Dessio. Continuiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Grazie sempre per l'attenzione. Il Tempo che apre proprio parlando con quei compagni di Hamas. Ecco le foto dei big del PD in compagnia di Hijazi e Hanun, il link italiano al gruppo del terrore, da Forfaro a Gentiloni, da Zingaretti a Boldrini. Quindi tutto l'entourage del PD ha partecipato a queste riunioni, ma quando il Tempo ha sollevato il caso, tutti zitti. Quei compagni di Hamas. Con il caso a Milano addirittura i bambini a lezione di Corano da Hijazi alla casa della cultura musulmana. Quindi i nostri bambini vengono sempre più invogliati a non partecipare alla religione e a un insegnamento della cultura italiana, ma vengono sempre più avvicinati quindi alla cultura musulmana e coranica. Con addirittura shock a Napoli, via il Crocefisso, così la chiesa diventa moschea. Ma l'altra notizia, parlando invece di questioni più materiali e non culturali, anche se sempre importanti ovviamente, l'Italia del no, la sinistra e le balle sul ponte, buffa la Codacons sul pedaggio e nel 50 poteva essere made in USA. I consumatori sostengono che il pedaggio del ponte sarà il più caro al mondo, ma i numeri la smentiscono. Pensare che negli anni 50 lo volevano fare gli americani in 2 anni, quindi parliamo di un ponte che genera sempre più opinioni contrastanti o a favore. È difficile anche orientarsi di fronte a così tanti pareri diversi. Noi ovviamente come Radio Libertà sosteniamo il progetto del ponte sullo Stretto, anche perché serve assolutamente cercare una soluzione per un Sud sempre più in difficoltà e non lasciarlo solo. Altra notizia, oltre al botulino c'è il problema delle zanzare. Il West Nile, il virus della zanzara, è in città. Alfonsi disinfestare i parchi non si può. Secondo il contagio romano, all'infernetto per il virus West Nile è una 62enne, purtroppo. C'è panico, ma la commissione grandi rischi si è riunita per fare il punto sulla situazione. L'assessore Alfonsi assicura l'avvio delle disinfestazioni, anche se sono in difficoltà proprio per i parchi, che ovviamente sono un punto di incontro per le zanzare. Intossicazioni, allarme botulino, 3 morti gravi e 2 minori romani. Cibo sotto il sole, quindi non conservato nella maniera giusta. Anche su Il Tempo, Trump al vertice a Roma con Putin, ma lo zar dice no, amici di Kiev. Con anche un altro pensiero di Gianluigi Baragone, quello strano silenzio di Pechino, un campanello d'allarme per Donald. E qua abbiamo anche Il Tempo di Feltri con un editoriale come sempre polemico, ma
potrebbe far pensare a qualcuno di voi, poveri medici picchiati e stressati dalle scartoffie. Io ho grande stima dei medici, ne ho incontrati di eccellenti nella mia vita, professionisti appassionati che hanno speso lunghi anni su tomi e provette e sono approdati in corsia a costo di enormi sacrifici, spesso sottopagati, sicuramente sfruttati, spendono le notti e le energie cercando di salvare la pelle. Quindi eh, una, un editoriale anche per mettere in luce la situazione sui medici, probabilmente con anche il proprio tocco, diciamo, del grande giornalista Feltri, ma passiamo invece su La Verità per le notizie che importano molto, molto alla Verità e non tanto che si leggono sugli altri giornali. Quindi se invece siete interessati, soprattutto per quanto riguarda la questione pandemia, Covid, La Verità ogni giorno continua a puntare su questo argomento e è anche uno dei se non l'unica fonte di informazione che prosegue nella propria battaglia per trovare la verità. Media e opposizione censurano quanto emerge in commissione Covid, su Speranza la congiura del silenzio. La pandemia è stata la tragedia del secolo eppure nessuno pare interessato a fare chiarezza. Le gravissime accuse di Ippolito, membro di CTS Task Force, vengono lasciate cadere. L'ex ministro che deve rispondere di comportamento omissivo tace. Buon guerrieri, lui e Conte hanno mentito, scaricando sugli scienziati i loro errori. Quindi parliamo di uno Speranza che secondo la Verità, ma penso non solo secondo la Verità, non si è comportato nella maniera migliore, non ha rispettato ogni voce scientifica e quindi forse sarebbe giusto fare totalmente luce su quanto avvenuto e non mettere tutto sotto il tappeto. L'articolo è di Francesco Borgonovo, finora è con il silenzio che se la sono scavata, grazie a una congiura iniziata anni fa e che ancora oggi prosegue. Bastava osservare le prime pagine dei grandi quotidiani di ieri. C'erano le intermerate di Giuseppe Remuzzi contro Robert Kennedy Jr. che taglia i fondi ai vaccini mRNA. C'erano le parole del ministro Orazio Schillaci sui miliardi in più da spendere per la sanità, ma della commissione d'inchiesta sul Covid l'articolo poi prosegue e ne leggeremo una piccola parte, probabilmente parla anche di quanto vi sia un silenzio. L'altra notizia di Stefano Graziosi e Alessandro Rico, Trump vuole trattare a Roma, Putin no, troppo vicini a Kiev, ma la tregua non è un miraggio. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto alla Meloni di ospitare il suo faccia a faccia con il suo col russo, quindi col suo omologo russo, ma c'è il niet di Mosca. Tuttavia l'incontro si terrà e c'è una base negoziale che pare farsi strada. Status quo sul terreno e il resto dell'Ucraina nell'Unione Europea, dove la sovranità sarà limitata e Zelensky rischia la resa dei conti. Soldi pubblici per le cene di ricci, ecco le carte, per avere uno sconto sul catering, sui banchetti elettorali dell'allora sindaco, il comune iscrive il fornitore nell'elenco degli imprenditori che lavorano per la pubblica amministrazione, ma poi pasticcia con le date. Un articolo di Giacomo Amadori, un'importante, questa è la questione Ricci, un'importante inchiesta. Doveva essere una cena popolare e in effetti sembra proprio che sia stata pagata con i soldi dei cittadini, almeno in parte. La Guardia di Finanza ha sentito giovedì come testimone per oltre 2 ore Marco Balducci, titolare della società di catering Giusto Gusto di Pesaro, ditta specializzata in servizi di qualità, che non è mancata neanche il 12 aprile 2024. Peccato che gli uomini... E poi continua l'articolo. Altra importante notizia che abbiamo visto anche in una passata prima pagina, lo scandalo edilizio di Milano, la procura fa ricorso contro Sala, dal sindaco induzione indebita. Un articolo di Fabio Amendolara, la procura di Milano ha impugnato davanti al riesame la decisione del GIP che aveva respinto l'ipotesi di reato di induzione indebita che vede indagato il sindaco Sala per il progetto del Pirellino. Ieri
i giudici del tribunale hanno discusso i ricorsi di 2 degli indagati colpiti da misure cautelari. Quindi parliamo anche qui di un'importante notizia che non sembra trattata tanto dai giornali vicini all'opposizione, ma che in realtà rappresenta quello che alla fine rischia di essere la situazione in tutta Milano, la capitale economica d'Italia, quindi con tanti sottoboschi che devono essere però messi alla luce. Fino a ieri il problema era il sovraffollamento, ora si piange sulle spiagge vuote, troppi o pochi, lo squallido balletto sui turisti. Quindi parliamo di un articolo polemico di Francesco Bonazzi e qua, rimanendo per quanto riguarda la guida, la patente e gli incidenti che purtroppo continuano ad avvenire in autostrada, incidenti, possiamo dire preventivabili in questo caso, il telefono accorcia la vita. L'estate delle stragi provocate dai cellulari. Il 71% degli incidenti è dovuto a distrazioni, spesso legate all'uso di smartphone, come nel caso del camionista che ha provocato l'incidente sulla A1 e che pochi minuti prima dello schianto aveva girato un video poi caricato su YouTube. Quindi, camionisti addirittura, influencer che cercano di essere creatori di contenuti sul web, un articolo di Matteo Carnieletto molto importante, anche perché probabilmente non si trattava, di una persona, giovane in questo caso, quindi riguarda tutti, grandi e piccini, detta in maniera più terra. Ma, siamo ormai anche alla fine con, le prime pagine. Andiamo con La Stampa, che apre parlando proprio di Gaza. Il progetto di deportazione dell'ultradestra, Gazawi nella Somalia controllata dalle forze arabe. Gaza svuotata entro il 7 ottobre, quindi probabilmente, per il secondo anniversario dell'attacco brutale, di Hamas su Israele. Gelo degli Stati Uniti sul piano di Netanyahu. Tajani no all'occupazione. La Germania ferma le armi a Israele. Bisogna capire in realtà se, Netanyahu e lo stesso Israele siano interessati proprio all'occupazione. Abbiam visto anche, sulle prime pagine, vediamo adesso, che parlano di addirittura, Vietnam, quindi per fare un paragone con un un paese distante nel tempo, in cui gli Stati Uniti, non sono riusciti a gestire, nella maniera migliore possibile l'occupazione. Potrebbero fare anche, ovviamente un paragone più moderno con l'Afghanistan dell'amministrazione Obama e anche soprattutto anche dell'amministrazione Biden, con un Afghanistan occupato nel 2008 dopo aver criticato, George Bush, Junior, durante la campagna elettorale, e anche il distanziamento dell'amministrazione Obama nella campagna elettorale per mostrarsi diversi dai cattivi repubblicani guerrafondai, per poi nel 2008, ricevendo tra l'altro il Nobel per la pace, l'ex presidente Barack Obama, invadendo poi invece, l'Afghanistan, ha dimostrato che, essere guerrafondai molte volte non ha colore politico, anche perché il Vietnam è soprattutto una guerra che negli Stati Uniti viene ricordata per l'amministrazione Johnson, per l'amministrazione quindi di democratici. Poi Nixon, aveva promesso una fine, della guerra in Vietnam vittoriosa, ma la situazione in realtà era già disastrata, quando prese poi il comando della Casa Bianca. Tra l'altro, rimanendo, sempre sul Vietnam, una chicca è quella del fatto che il Vietnam è stata la prima guerra, internazionale in cui la stampa
ha partecipato sul campo, per un racconto sul campo e non da parte solo dei funzionari statunitensi in questo caso, e quindi per una volta possiamo dire una conquista della stampa, purtroppo in un momento difficile, ma anche per mostrare quello che succedeva e quello che l'amministrazione democratica non faceva poi trapelare alla popolazione. Anche perché il racconto poi tra chi era sul campo e quello che raccontava invece l'amministrazione, qualche tempo prima differiva totalmente. Vertice tra i due leader il 15 agosto in Alaska, l'ipotesi cessate il fuoco in cambio del Donbass. Quindi Trump territorio a Putin per la tregua. Congelare la guerra in Ucraina consentendo di fatto al Cremlino di mantenere il controllo sui territori occupati dalle sue truppe. Secondo Bloomberg è un accordo di questo tipo che Russia e Stati Uniti starebbero puntando adesso. In vista dell'attesissimo faccia a faccia tra Trump e Putin che si svolgerà, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti il 15 agosto in Alaska. Si parla tanto di voler continuare questo conflitto, ovviamente, con le tasche dei cittadini europei e americani e sulla pelle dei cittadini ucraini, ma il problema è che si parla di un conflitto per l'Occidente marginale, ma in realtà la problematica più importante è quanto vogliamo marciare sulla pelle e sul sangue altrui e sulle vite altrui, perché non è solo ovviamente la vita di chi potrebbe morire in combattimento, ma anche sul fatto che ovviamente uno stato in guerra come l'Ucraina ha anche tante difficoltà economiche interne che non sembrano interessare a molta della stampa occidentale, quindi anche questo è un'importante notizia, un'importante considerazione da tenere sempre a mente. Donald, lo zar e la sventa di Kiev, quindi parliamo qua di un pezzo molto, molto critico per quanto riguarda l'operato trumpiano, quindi uno dei tanti pareri di una guerra totale ad oltranza. Dual, ragazza d'oro a 15 anni, vince i 100 metri. Questa è un'importante notizia sportiva. Difficile stabilire i parametri di confronto per una velocità che l'Italia non ha mai visto prima, eppure oggi si fa fatica a inquadrare Kelly Han, Muaven, Dualla ed Imo, perché lei si supera. Va sempre a un ritmo che è fuori previsione ed è soltanto suo, legato a una dinamicità straordinaria. Quindi un importante traguardo atletico. Bello vedere l'atletica italiana, lo sport italiano, cercare di rialzarsi e fare ottimi risultati. Houston abbiamo un problema, addio a James Lovell, l'eroe dell'Apollo 13, quindi purtroppo ci ha lasciati una figura storica della precedente corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e quello che il futuro ci regalerà sarà probabilmente la corsa allo spazio fra Stati Uniti Occidente e invece il blocco cinese. Possiamo anche passare a Libero con una prima pagina polemica: bandiere nasi rossi, il clown del circo Gaza. L'armata, PD e Movimento 5 Stelle alla guerra tra chi vuole spedire le truppe nella striscia e chi incolpa Meloni di tutto. E parte la petizione per fermare Italia-Israele. Netanyahu si prepara l'attacco, si riunisce il Consiglio di sicurezza ONU. Un editoriale di Mario Secchi con il mondo a una svolta e l'Europa può finire dalla parte sbagliata. Quindi anche un'analisi, prima un ricordo di quello che era avvenuto durante la seconda guerra mondiale, e il fatto che l'Europa possa, con il conflitto a Gaza, in realtà rischiare di essere dalla parte dei cattivi. In realtà anche nella seconda guerra mondiale alla fine vi era una parte molto, molto negativa europea, purtroppo.
Vacanze da favola, l'idea risolutiva per Ferragosto. Restate a casa. Un articolo di Daniele Capezzone, datemi retta, se vi va di sicuro non ci rimetterete nulla e forse a posteriori potreste perfino essermene grati. Di che si tratta? Elementare, Watson, e le decisioni da prendere in extremis per le vacanze di agosto. Da un'idea last minute veramente risolutiva. Ecco, se non avete ancora programmato nulla, se non avete prenotazioni già fatte, bonifici già partiti, carte di credito con debito già avvenuto, è il momento. Quindi parliamo di un articolo più soft per chi sta ancora lavorando e per chi ancora non ha prenotato nulla. La libertà di stampa, il vaffa della RAI ai report fuffa sull'informazione. Un articolo questo di Daniele Priori, Ferragosto ben rovente ben oltre la cultura estiva, sotto il cavallo morente simbolo di Mamma Rai. Se l'Europa e le sinistre italiche, come sempre in vena di emergenze democratiche, aspettavano al varco brandendo come una clava il Freedom Act, la legge europea sulla libertà di stampa, in vigore da ieri, i vertici di Viale Mazzini da parte loro non si sono lasciati affatto sorprendere, anzi, in nota per nulla domata, se poi a pagina 11 se avete ascoltato i TG della RAI, hanno letto in diretta il comunicato stampa proprio parlando di un'informazione corretta di giornalisti e giornalisti proprio in redazione, quindi non si sono lasciati intimidire. La stampa accusa, pedaggi saranno alti, oggi si paga il quadruplo. Primo corteo, i No Ponte sono già in azione. Come notavi, vi sono anche i No Ponte, ci sono tutti sotto l'ombrello dell'Assemblea No Ponte, associazioni, circoli e movimenti col cuore che batte a sinistra, molto a sinistra. Gli ecovandali di Extinction Rebellion, i vecchi comunisti di Fondazione, e poi l'articolo segue, ma passiamo a una situazione in cui cercano tutti di fare i critici proprio nei confronti di un ponte che dovrebbe rappresentare anche una mossa a favore del Sud, addirittura articoli che con analisi parlavano di quanto la Lombardia beneficiasse, quanto altre regioni, quando la Lombardia ovviamente innanzitutto è la regione più popolosa italiana, ma l'importante non è tanto l'impatto diretto, un po' come quello che successo con l'Expo, ma l'impatto indiretto con l'indotto al turismo, una migliore anche visione internazionale per quanto riguarda in quel caso Milano e in questo caso il Sud, con anche più facilità per i turisti, per gli investitori di raggiungere l'isola siciliana che non può essere lasciata alla deriva. Con addirittura la corsa per la candidatura in Calabria, Tridico vis contro Baldino, sfida tra i 5 Stelle a chi ne spara di più, quindi una situazione molto molto simpatica fra i 5 Stelle come sempre e possiamo anche dire i simpaticissimi 5 Stelle che passano gli anni, ma la situazione non cambia per quanto riguarda le dichiarazioni. Come ultima prima pagina di oggi passiamo al Fatto, che parla del ponte, della storia di WeBuild, dell'azienda quindi collegata alla costruzione del ponte. Parla in questo articolo di De Robertis, Dragoni e Giarelli, parla di come secondo loro andrà, tra virgolette, male il ponte perché i treni saranno troppo lenti nelle due sponde, eppure il percorso in auto non andrà bene, quindi come sempre un'analisi molto, molto ragionata e assolutamente non di parte. Il disegno in 5 tappe, USA e Germania contro l'invasione di Israele a Gaza, parlando sempre anche qui di quello che dovrebbe avvenire sulla striscia per cercare di porre fine a una situazione per quanto riguarda la guerra nella striscia di Gaza che ha portato immagini nella nostra mente che non vorremmo più vedere. Il summit
Tra 7 giorni Donald vuole Roma, Mosca dice no. Trump, Putin, il piano per congelare la guerra. Ma quindi The Donald vuole Roma e nessuno fa comunque notare quanto quindi l'Italia sia in una posizione forte, e quanto l'Italia sia considerata perlomeno dal presidente della più importante economia in questo momento al mondo. E non è poco, direbbe qualcuno. Ai russi 3 regioni, Bloomberg, la Russia manterrebbe Crimea e Donbass, inclusa la parte non ancora presa, e lascerebbe le altre aree invase. Palazzo Chigi, il dossier di Foti, ora Meloni vuole gli Eurobond per comprare armi e lo scudo di difesa missilistica anti-russo. Quindi vedremo, tra l'altro sono dichiarazioni di facciata, se sono soprattutto notizie di avversari politici, di stampa avversaria politica, anche perché la minaccia russa, se di minaccia si vuole parlare, che non esiste in questo momento per noi europei, perlomeno quando si parla di minaccia militare, potremmo parlare di minaccia commerciale, anche se in realtà alla fine tutti gli stati europei continuano a commerciare il gas russo. È la verità che tutti sanno e che nessuno vuole dire. E come ultima notizia in chiusura, un editoriale di Marco Travaglio, che riguarda proprio la concezione e l'impressione che le persone hanno in questo momento per quanto riguarda Israele e per quanto riguarda proprio la striscia di Gaza, parlando addirittura all'inizio delle problematiche del 1982 e non solo, perché ci sono state anche problematiche nel secolo scorso. Con l'ultima notizia, l'Epora punisce dirigente, Bologna ha vietato schierarsi contro la Salva Milano, quindi bisogna, ordine di scuderia del PD, bisogna salvare Sala per cercare di salvare anche la faccia. E con quest'ultima notizia possiamo andare in pausa. Vi aspettiamo sempre qui su Radio Libertà. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Solo tu, nel calore del mattino che rinasce con il sole, cosa può più importare se la pelle tua si lascia accarezzare? Risvegliarsi ormai per me non ha senso senza te. Solo tu, stamattina, per alzarmi ancora un giorno insieme a te. Solo tu, fuori cena, soli con i
Solo tu mi sai dare cose vecchie sempre nuove da sognare. 1000 volte tu lo sai, non è stato uguale mai. Solo tu, solo tu, notte intera, per svegliarmi ancora un giorno insieme a te. Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bentornati qui sulla rassegna stampa di Radio Libertà. Sono sempre Matteo De Sio qui che vi parla, diciamo sotto il caldo torrido milanese, ma ci teniamo qui a Radio Libertà a darvi un servizio molto importante come la rassegna stampa. Potete, se siete intenzionati, chiamare qui in redazione allo 0292947222 o mandare un messaggio su WhatsApp al 340 670 9659. Grazie intanto già in anticipo per l'attenzione. Volevamo parlare di questo editoriale sempre per quanto riguarda il merito su Avvenire, poi ovviamente leggeremo anche l'interno per parlarvi di quello che sta succedendo ovviamente a Gaza secondo gli occhi dei giornalisti di Avvenire. C'è un racconto che amiamo sentirci ripetere, un racconto che accarezza il nostro orgoglio, solleva il peso e ci solleva dal peso della sorte, il mito e il merito, l'idea che il successo sia il riflesso limpido del talento, della fatica, la giusta ricompensa per chi ha saputo impegnarsi, l'esito naturale di un gioco equo dove le regole valgono per tutti allo stesso modo. Questo racconto è radicato a fondo nelle società occidentali, ma con differenze significative. Negli Stati Uniti, per esempio, il mito fiorisce come un vero e proprio dogma laico. Chi ha merito e chi non ha fatto abbastanza, soprattutto perché negli Stati Uniti vi è la morale protestante, dove chi ha perché
stato donato di un talento dal Signore o per gli atei dal caso, e invece chi non ha è stato già predetto che andrà probabilmente all'inferno. Nell'Europa nordica invece il merito convive con un senso più ampio di giustizia. Anche chi è caduto merita cura e chi ha corso più veloce spesso lo può fare perché c'è qualcun altro che gli ha spianato la strada. La questione centrale è che l'adesione al mito non ha una valenza puramente individuale, come hanno mostrato Alberto Alesina e Giorgio Marios Angelotos in un celebre studio. Infatti, la fede più o meno convinta nella meritocrazia modella le scelte politiche. Quanto più crediamo che il mercato premi il merito, tanto meno siamo disposti a tassare chi ha di più per sostenere chi ha di meno. E anche per questo possiamo dire che serve la politica per capire se effettivamente chi è in una posizione in alto ha effettivamente poi il merito di stare nella suddetta posizione. La sfida finale di Netanyahu, entrando all'interno dell'Avvenire, giusto per darvi un'infarinatura nel caso vogliate poi comprarlo in edicola, la sfida finale di Netanyahu a Gaza City entro il 7 ottobre. Era il luogo a più alta densità abitativa della Terra, diventerà il più affollato campo profughi del mondo. Perciò Read ha fretta di incamminarsi verso sud, dove trovare 3 metri per 3 ancora liberi, piantare una tenda e tenere insieme quel che resta della famiglia. Erano 2 dozzine di palestinesi, tra figli, nonni e cugini. La guerra li ha dimezzati. Il piano di Netanyahu è stato varato in piena notte dopo 10 ore ad altissima tensione, con il comandante dell'esercito israeliano a piantargli in faccia un preventivo di perde interne, di ricadute umanitarie, di tempi che non potranno essere rispettati, di arruolamenti che non saranno facili, ostaggi che non potranno essere salvati. Ma alla fine, tra accorgimenti lessicali e questioni rimandate al futuro, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano per assumere il controllo di Gaza City, l'intero nord della striscia, una mossa che espande le operazioni militari con obiettivi dichiarati che non sarà facile raggiungere. Ecco, bisognerà capire se Israele sarà intenzionata ad annettere questa parte, se vorrà invece semplicemente togliere il controllo di Gaza City all'organizzazione terroristica di Hamas ed avere più possibilità anche di togliere dalla circolazione un avversario che non gioca alle regole internazionali e che ha spinto la stessa Israele a giocare, tra virgolette, molto sporco. Il grido degli israeliani in piazza, con le proteste che vi dicevo a inizio rassegna stampa, il grido degli israeliani: non resteremo a guardare. Oggi alla fine di Shabbat corteggia Gerusalemme e Tel Aviv, i familiari degli ostaggi davanti alla casa del ministro della difesa. Ovviamente familiari e amici temono per la propria la incolumità dei propri familiari e dei propri amici. Protestano i familiari degli ostaggi, temono siano stati ormai sacrificati per consegnare a Netanyahu e l'estremismo politico la promessa messianica del grande Israele. Quindi parliamo anche di questioni religiose che tornano sempre in auge quando si parla di quell'area del mondo, purtroppo. Ma con le altre notizie invece, il no di Europa e paesi arabi ferma condanna da Riyadh, Berlino ferma l'export di armi. Quindi parliamo di paesi arabi che in questo caso sono entrati in campo, ma che non stanno cercando di aiutare attivamente i civili palestinesi in difficoltà, ma anzi, nel caso ad esempio del Qatar, finanziano l'organizzazione terroristica di Hamas anche pubblicamente. L'intervista all'esperto della Ben Gurion è un crimine verso i palestinesi e contro gli interessi degli israeliani. Quindi avete anche un'intervista per quanto riguarda quello che potrebbe essere il piano, secondo alcuni, di Israele di un'occupazione per quanto riguarda la striscia di Gaza continua,
Ma andando avanti con invece La Verità, e all'interno, arrivando alle pagine per quanto riguarda soprattutto quello che sta avvenendo a Speranza, all'ex ministro che si è addirittura nascosto nelle dichiarazioni. Alla fine parliamo anche di un ministro che è difeso possiamo dire, dall'establishment interno, con un'intervista del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri: la politica usò la scienza come foglie di fico, ci fu un errore dietro l'altro. La capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione, su acquisti e spreco di denaro emergono elementi gravi. Indaghiamo su protocolli medici e presto arriveremo ai vaccini. Speranza e company fan spallucce sul Covid grazie al mutismo di media e sinistra. Le accuse di Ippolito sono taciute alla stampa, malgrado la svolta alla Cassazione sulle condotte omissive. L'ex ministro Conte e compagnia possono così continuare a non rispondere delle folli misure adottate allora. E dopo l'incontro con Giorgetti, il ministro della salute Schillaci: alla sanità 6 miliardi in più per nuove assunzioni e prevenzioni, che questo potrebbe essere assolutamente un'ottima notizia. Invece, andando su Il Tempo, sulle pagine 4 e 5 dovrebbe esserci, ecco, un articolo dedicato al ponte sullo Stretto, a una grande battaglia del centrodestra ed è al ministro delle infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini. Tutte le balle sul ponte, i numeri smentiscono i prezzi esorbitanti. La bufala del Codacons: per il pedaggio sarà il costo più alto al mondo, ma dal Golden Gate al traforo del Monte Bianco sono tutti più cari. Con un articolo secondo me molto importante: i 7 anni prima dell'inaugurazione prevista nel 2032 si accende un'altra guerra contro il ponte sullo Stretto. Per il Codacons l'opera ha il prezzo del pedaggio più alto al mondo. Una nuova polemica mediatica costruita su calcoli approssimativi, semplificazioni imbarazzanti e un'analisi economica degna di un compito in classe delle elementari. Sarà il pedaggio più caro del mondo, 10 euro per 3,66 km. Era allarme lanciato dal Codacons, una divisione elementare che ha fatto il giro dei media. Certo, pensare di ridurre la tariffa di un'opera ingegneristica tra le più complesse al mondo a una semplice divisione, 10 diviso 3,66, come valutare il prezzo di un diamante in base al peso dell'oro della montatura. È un errore di metodo, oltre che di sostanza. Il ponte sullo Stretto non è un tratto di tangenziale, non è un viadotto di periferia, è un'infrastruttura simbolo progettata per resistere a sismi, raffiche di vento a 300 km/h e correnti marine impetuose. Opera unica al mondo, in una posizione strategica geograficamente estrema. Eppure l'associazione dei consumatori ha scelto di paragonare il costo chilometrico del ponte con quello dell'autostrada del Sole, arrivando alla conclusione che sarebbe 2,73 chilometri contro gli 0,75. Una farsa. E c'è una chiamata, quindi ascoltiamo volentieri. Sì, Matteo, sono Walter. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao Matteo. Una cosa, io ascolto Radio Libertà perlomeno dalle 6 fino alla 1. Allora, tutti i giorni la rassegna stampa, fatta benissimo, è la numero 1. Tu stamattina stai leggendo dei giornali sui quali ci sono riportate delle notizie che riportano dati falsi. Quello del pedaggio sul ponte. Sì, stavo leggendo adesso. Perfetto. Allora, io dico, ma l'ordine dei giornalisti, quando un giornalista riporta una notizia falsa, cioè riporta una notizia che dice il falso, non dovrebbe intervenire. Io so per certo che il presidente dell'ordine dei giornalisti ha dei grossi problemi con la grammatica italiana. Se tu vai a prendere alcune lettere di richiamo che ha fatto, sono scritte in un italiano, non saprei come definirlo. Quindi
l'ordine dei giornalisti. Io non so se tu sei giornalista, sei iscritto all'albo. Se non lo sei, ti consiglio di continuare a non esserlo. Che fa? Abbiamo visto persone, giornalisti che scrivevano che quello che faceva Speranza era un'idiozia, messi al muro, castigati, crocefissi, chi li voleva portare sull'isola deserta e lasciarli là da soli a procurarsi il cibo. Però qui il problema di fondo è sempre lo stesso. Chi paga? Nessuno paga per gli errori che fa, paga l'operaio, paga il disgraziato che ruba 2 uova al supermercato perché è disperato, quello paga. Come diceva Checco Zalone, quando era non so se ti ricordi quel film, era su uno yacht con il figlio e gli diceva: io e te faremo grandi debiti. E di fronte al loro yacht c'era uno yacht gigantesco. Vedi questo yacht? È una baracca. Quello dobbiamo mirare, a quello, perché le banche, se hai grandi debiti, ti proteggono. È giusto così, devi stare. Se hai piccoli debiti, te mangiano. Era così, una considerazione su questo mondo dell'informazione davvero tragicomico. Grazie Matteo per lo spazio. Ci mancherebbe, grazie a lei per un parere, diciamo, interessante anche per quanto riguarda soprattutto come viene gestita la comunicazione sia qui in Italia, sia ad esempio negli Stati Uniti, che molti giornali, quando si tratta tra l'altro di comunicazione per quanto riguarda gli Stati Uniti, copiano o ricalcano a pie pari quello che viene scritto all'estero nei giornali, diciamo, a loro vicini politicamente, quando in realtà dovrebbe essere privilegiato, possiamo dire, il pensiero indipendente, anche perché non sempre viene chiesta neanche nel momento della rielaborazione della notizia, scusate, un pensiero molto, molto complicato, ma purtroppo vige una comunicazione molto vicina a una certa parte politica che noi nel nostro piccolissimo di Radio Libertà cerchiamo di scardinare, dandovi non l'informazione perfetta, ma un'altra campana e perlomeno anche un modo di informarvi che non vi debba inculcare la notizia, ma che spero perlomeno di farvi semplicemente ragionare su. E l'altra notizia, sempre sulla Stampa, che è importante per quanto riguarda il ponte, come ci ricordava anche il nostro radioascoltatore, il ponte sullo stretto nel 1950 lo potevano fare gli americani, per American Bridge Company servivano solo 2 anni. L'Italia era in piena ricostruzione e De Gasperi la guidava. Dal piano Marshall erano arrivati $450 milioni, ovviamente aggiustati con l'inflazione, si parla di cifre decisamente maggiori. L'infrastruttura siciliana sarebbe stata la più grande al mondo. Un articolo di Marco Pannella che forse ci vuole far piangere guardando al passato, ma il presente e il futuro ci dice che l'infrastruttura siciliana può beneficiare dal ponte dal 2025 in poi. E andando avanti con le notizie, soprattutto per quanto riguarda anche il tempo, sfondando il tempo, scusate, momento di defiance, abbiamo guardato. Possiamo parlare adesso delle notizie un po' più leggere in chiusura, che ormai mancano meno di 10 minuti, con le notizie per quanto riguarda lo sport, con il calciomercato, ma non solo. Abbiamo visto la notizia in prima pagina dell'atleta giovanissima che ha vinto un importantissimo oro e che infatti la Gazzetta dello Sport, il giornale di Milano, celebra. Dwalla, a 15 anni, vince gli europei under 10. Quindi parliamo anche di un'importante notizia per quanto riguarda la Gazzetta, ma anche lo sport italiano, con l'Inter, la nuova Inter super gol, Lautaro è sempre lui, Bonni va subito a segno, Chivu vince a Monaco in 10 e ora Lookman chiama. Questo diciamo che è uno degli affari
made in Lombardia fra Inter e Atalanta. Vedremo anche come si chiuderà la telenovela Lookman, come spesso succede nel calciomercato, con i calciatori che riescono a imporre sulle squadre il proprio volere. Il Corriere dello Sport invece apre con Napoli e l'acquisto di Gutierrez, un importante acquisto per il Napoli che potrebbe avere un giocatore in vista della Champions League importante. Pochi soldi e troppi stranieri, così è il calcio, Italia no. Diciamo che questa è una polemica che ha caratterizzato anche la nostra parte politica, con purtroppo una federazione che non premia le squadre che utilizzano i giovani italiani, perché purtroppo essendo aziende, sono squadre su cui non possiamo irrompere e comandare e chiedere che facciano quello che vogliamo noi, ma bisogna dare un incentivo. E intanto Leoni lo sgarbo, il Milan può strapparlo all'Inter. Leoni è un giovane difensore del Parma che è stato voluto all'Inter dall'inizio del mercato, e poi siete interessati al calcio dilettantistico, la Serie D, 2 pagine con tutti i calendari su Corriere dello Sport Stadio. La Lazio con un'altra amichevole per quanto riguarda la Lazio di Sarri, che dovrà ricostruire, dovrà cercare di rimettersi in moto dopo un'annata difficile, dopo un mercato immobile per motivi finanziari. Massara cerca il sì del Wolves, la squadra Wolverhampton, una squadra inglese in mano al procuratore Mendes. La Roma ha scelto Fabio Silva. Le altre notizie, con anche la Viola a Old Trafford, un amichevole diciamo tra Fiorentina e Manchester United. Possiamo passare anche agli altri giornali sportivi, con Tutto Sport, giornale di Torino, vicino alla Juventus. Alle 21 l'amichevole di Valencia, possibile l'esordio per l'argentino Engongue, quindi parliamo del Napoli. Simone Zapata, area d'Europa. Anzi, scusate, parliamo del Torino. Il colombiano di nuovo convocato 308 giorni dopo l'infortunio, ultimo test prima della Coppa Italia, riecco Israel. Gatti, parole d'amore da leader Juve, con questa maglia pensi solo a vincere, il mio no al Napoli, scelta di cuore. Quindi un'intervista anche a una figura caratteristica della Juventus. Guardiamo anche le altre notizie sempre nella prima pagina, così diamo anche una lettura più completa, anche se si tratta tra virgolette solo di sport, anche se per alcuni è vita o lavoro. L'Inter di Chivu ribalta il Monaco, Lautaro Bonni, il gol è cosa loro. Assurda espulsione di Çalhanoğlu, contestata anche da Hutter. Inzaghi e la sfida al City di Haaland, festa a Palermo, noi e Marziani. Barbera esaurito, 35.000 spettatori. Che bello vedere una squadra del sud come il Palermo, che rischia di andare forse in Serie A, ma con entusiasmo. E l'altra importante notizia in serata: Yannick contro Galland, scatta l'ora di Sinnati, via alla campagna sul cemento. Anche Shelton minaccia il numero 1 al mondo, Sinner. Quindi parliamo di un Sinner che impegnato in un torneo tennistico molto molto importante. Speriamo vinca, ovviamente noi ci auguriamo che vinca il nostro connazionale. Altre notizie, quotidiano sportivo, con Douala show e Tamberi shock. Gimbo Tokyo, ci penso, europei, Euro 2020, Kelly oro nei 100 a 15 anni. Quindi un'altra notizia per quanto riguarda, un'altra prima pagina per quanto riguarda un importantissimo traguardo sportivo per l'Italia, e non solo. Milan a caccia in Premier, fiutato l'affare Højlund. Quindi una notizia anche per quanto riguarda il calciomercato dell'altra
dell'altra squadra milanese, idea tonali in bianconero, Vlahovic come contropartita, quindi una Juve che cerca di togliersi un giocatore in difficoltà sia per quanto riguarda il campo, sia per quanto riguarda la situazione stipendi, perché Vlahovic è molto costoso nel bilancio juventino, e prendersi un italiano, un centrocampista italiano come Tonali, molto molto forte. L'ex Milan, tra l'altro, quindi potrebbe proseguire la tradizione italiana dei giocatori italiani proprio alla Juve. La Dea, quindi l'Atalanta sulle punte, Muniz e Pateta sono nel mirino, un Atalanta che è in difficoltà per quanto riguarda il mercato, non tanto ovviamente per i soldi guadagnati, ma perché deve ricostruire ovviamente con il nuovo ciclo Juric. E altre notizie sempre dall'estero, un amichevole che ci sarà tra Barcellona e Como, quindi una Lombardia in fermento fra Inter, Milan, Como, Atalanta, che sono tornate al top, con squadre che vogliono assolutamente puntare sia a fare bene sia a vincere. Come ultime prime pagine, prima della chiusura, possiamo dare un'occhiata anche al Sole 24 Ore, Ires Premiale, arrivano le regole, misure per le imprese, firmato il decreto che riduce dal 24 al 20% l'imposta sulle società che investono, confermato il cumulo del taglio fiscale con altre forme di incentivo. Camilli Confindustria, un passo importante, continua il percorso per migliorarla, quindi parliamo di importanti notizie per quanto riguarda proprio l'imprenditoria italiana, sperando che ovviamente le misure volute dal decreto aiutino poi le imprese. Il mondo condanna Netanyahu, come abbiamo visto anche in apertura. Fermi l'occupazione di Gaza, Vance e i dubbi degli Stati Uniti. Un Vance, tra l'altro, che dovrà vedere anche di mantenere una propria immagine, perché il futuro forse lo vedrà come nuovo candidato per i repubblicani per le prossime elezioni. Piazza Affari al top dal luglio 2007, dazi, oro in rialzo. Strano, dalle notizie dei giornali di altre parti politiche pensavamo che il governo Meloni fosse il male del mondo, e con Domani un'ultima prima pagina, la verità sulla striscia del grande bugiardo, quindi un articolo polemico, un editoriale polemico contro Netanyahu, Trump, Putin, salta l'incontro, per lo zar Meloni è troppo filo Kiev. Quindi abbiamo visto anche con tanti giornali come è saltato l'incontro proprio a Roma, che però dimenticano di sottolineare quanto in realtà Donald Trump abbia voluto l'incontro proprio nella nostra capitale, quanto vi sia quindi la fiducia del presidente della più importante economia al mondo. La propaganda di Melonomics e il paese reale, questo bruttissimo termine. Se mi lasciate, diciamo, l'opinione su questo utilizzo preso dai giornali statunitensi quando si tratta di Biden Economics e altri purtroppo presidenti, senza utilizzare terminologie italiane, quindi parliamo poi di un uso e abuso tra virgolette, ovviamente. E con quest'ultime prime pagine possiamo anche dare un'ultimissima veloce guardata al Foglio, che il Guardian rivela che la UEFA passa i soldi alle squadre russe ma non ucraine. Da noi chiedono però la cacciata di Israele dalle competizioni, quindi parliamo di un Foglio che si interessa al calcio, al
allo sport del popolo, all'oppio dei popoli per i critici, i trampiani europei in fuga da Trump, e quindi con una notizia anche polemica per quanto riguarda lo schieramento vicino proprio a Donald Trump in Europa, con una Meloni vicino a Donald Trump e una Piazza Affari che va al top secondo il Sole 24 Ore. Il Foglio però ci racconta che va tutto male. Con quest'ultima prima pagina possiamo salutarvi, possiamo ringraziarvi anche dell'attenzione. Vi aspetto la prossima settimana, sabato ovviamente, personalmente qui su Radio Libertà, ma la rassegna stampa torna lunedì con il grandissimo Sammy Varin. Quindi grazie per l'ascolto, una buona giornata e un buon weekend a tutti voi. Avete ascoltato la rassegna stampa.